RCFM d'Idea Ostra, Giancarlo Marsi. Buongiorno a tutti e a tutti, contento di ritrovarvi in Tallonda e a frequenza morave. La nostra emissione di Idea Ostra, posto che oggi è martedì, sapete che siamo in collaborazione con Via Stella, donc un saluto a quelli che ci hanno visto a domenica a 2h15 a televisione. L'emissione oggi si fa con Teo La Combrada tecnica, c'è Patrizia Gambone che vi aspetta se volete giusto appunto partecipare, testimoniare o domandare qualcosa, un numero conosciuto abbastanza bene, o 0495 31 28 28. Un saluto a Nicola Di Giacomi che si occupa della regia e poi di noi a squadra di Pasta Prod che si occupano di un montame. Allora oggi riceviamo a Evio Basquali e Gian Camillo Zoviolo, accompagnato sempre degli aiutati da chitarra da Cedric Albertini. Con lui parleremo di un gruppo Madrigale, dell'associo di Guardia Gorsa Babale, di 25 anni di scontri in Rabadio, in un paese in Norezza, con la presenza di cantatori georgiani, sardi e corsi, sicuro. Infine, noi parleremo con Gian Camillo di un progetto di disco nuovo, di creazione, useremo in un canta, creazione e riprese, e che avrete capito che mancheranno i soggetti. Allora, prima saluto a voi tre. Saluto a tutti. Allora, contento di ricevervi. Allora, i soggetti non mancano, dice giusto appunto, e ma cercare di va per me tutto parlando con voi Gian Camillo di vostro progetto di creazione, e poi sentiremo in una canzone. Evio Basquali, attacchiamo per principio un'avventura che è nata, mi direi esattamente quando, quella di Madrigale. Madrigale in 86. Era una scuola di canto, mi pare che la sia stata. Faccio vedere di nuovo a tempo. Mi pare che la sia stata la prima scuola di canto in Corsica, ma tutto Beneolo, mica, noi non c'è mica stato. Non era mica una scuola, abbiamo fatto per l'imparare di. Ma giusto appunto l'idea, come era venuta l'idea di Biazzideli? L'idea. Allora, Orezza, Folelli, tutto su Giacomo erano Folelli. La giurata in Folelli. Perché mi era visto che si perdia tutto dando, era un reacquisto, enfin, so che anche chiamano il reacquisto, e io mi era visto che a un livello di Uganto si perdia assai a fare, e mi sono detto perché non fa mica qualcosa, e d'imparare i idee, perché la bene sono i idee, mica. Allora, come hai devato pesce questi idee? Allora, c'era lo Stroviero o Benso? Allora, e lo dirà a scuola Madère quando ha cominciato. D'accordo. Donc, sono andato, c'era una piccola scuola di Voleli dando, e ho visto ai retrigi, ho detto costruiva qualcosa, poi avere una sala, un logo, e mi hanno lasciato un logo per fare che. Dunque ho fatto passare un messaggio alla gente. E i pisideli sono venuti naturalmente, ne abbiamo avuto di tutte le età. Sino a quanto avete più o meno un ricordo di quanto i pisideli sono passati? Non ti affulli spesso, più di 30. D'accordo. E dopo, come mi hanno chiamato appena di Rita Manca, sono andato a imparare anche per isolaccia, ma ho girato assai per imparare a isideli. Allora, si imparava dando che, canzone corta, ma piuttosto era già messa. No, io direi a Oasa di Abadila. Abadila, d'accordo. No. E dopo, piano piano, per quelli i più aggrappati, giungiamo a messa, perché a messa è quantunque più importante o più bello di nostri canti. In polifonia, per l'intesa, a me San Padilla, aiuta la scienza e la fortuna di avere assai di idee che parlavano grosso, e che mi ha aiutato assai, ma anche quelli che non parlavano mica hanno imparato di noi, hanno approfittato di imparare il canto per imparare a parlare di nuovo grosso. E le idee quando si promette qualcosa non si dice, lo attende la promessa, perché così no. Allora io una volta ho detto ai idee, se poi riesci a fare qualcosa, un disco. Voilà, ma dando c'era mica che erano le gazzette. Le gazzette, lo scagnino. Ma ricordate di un primo? Allora, il primo voglio contare qualcosa che è assai importante a contare. Hai promesso a questi idee va qualcosa, e dopo sono i idee che mi dicono ovemo quando. Ma io non ho mica mezzo, non sono mai stato aiutato, non c'è mai nessuno che mi ha aiutato. Ma Giulia dopo 6 mesi, allora mi ha insegnato quanto gustava, mi gustava troppo, ho detto ma come va per 3 soldi, e c'hai a via di San Pancrazio. E ho detto ma allora un stand, e gli ha dato un anchetto, e poi gli aveva.
so che si può passare, mi verrà di 2 isole di quantunque, in 3 o 4 giorni, con tutta la gente che conoscia, che hanno passato in San Pancrazio, allora mi era fatto aiutare un amico, Tommaso Cipriani. Io cosa ludem se lo Cosa lo abbiamo montato tutto, dunque abbiamo luogo due cose, un luogo, abbiamo montato la baracca, abbiamo comprato le viande, tutto, abbiamo messo a fare una festa tremenda. Allora, e per disgrazia c'è stata la catastrofe ai Voriani. Dunque, Avieri è stata annullata e mi sono trovato senza soldi per fare whisky. E hai già domandato l'appuntamento per registrare. Tutto era programmato. Donc, ci siamo sbrigati a 3 isole, abbiamo indo due beans, abbiamo indo due toccolan, abbiamo bicchiato le burte, abbiamo bicchiato per tutto. E abbiamo riuscito a fare questo piccolo enregistramento. E quando abbiamo fatto questo scagnino, l'abbiamo presentato in chiesa di Isolaccia, abbiamo fatto pagare l'entrata a gente, tanto era buono, e con so che abbiamo cacciato a sera, un l'indomani sono farato a pagare. No, mica pagare, a dare i soldi per i veridi di catastrofe ivoriane. D'accordo. E copriamo i madrigali. Tu sei venuto donc appena più tardi. Così dovremmo ricordare che rigolano parlando di questa periodo. E ho seguito perché c'eravamo fratelli lui, dunque ogni ripetizione andava a Gunedo, era giù Guletto, il y a 3 o 4 anni. Era sempre con lui, e poi dando entriamo con Cabamè, e on a dû manquer imparato, di che sono andato dentro, a mesa a lui, a mesa a sta scollega, tu l'hai conosciuto anche io, era giù, ma partecipava, era sempre. Era interessante perché sorribiu la fisso, admettiamo questa, che faccio, si qui a Pepia, donc sorridrato gosti, in costume di Villudo, c'era, posso dire, una messa in scena, mica artificiale, ma... No, era naturale, era distinto, e poi quando andavamo a Perugia in qualche luogo, eravamo tutti in corpetti, e tutto il mondo ci felicitava, poi erano fieri danno. E allora, le prime canzoni, ricordate i primi registramenti, certe baglie le voci, ma forse c'era una metto bastore di metti, è venuto più tardi? No, è tanto. Io primo lo metto bastore. D'accordo. Gian Pedro Pieve che era Zidedo quando l'ha cantato la prima volta, il y a 2 anni mi pare. Gian Pedro Pieve che può di noi ridroit ogni tanto non t'arrête su già che una voce magnifica. Madrigale, noi a gente che è per tutto è venuto, è come una famiglia, non è mica un gruppo come l'altro. Ci chiamiamo Madrigale, ma ci vogliamo essere chiamati a contrasenso, perché so che facciamo noi mi si paga, tu sia quasi il contrario di ciò che li facciano gli altri. So che è interessante è che anche 30 anni dopo, ogni tanto vi ridroit, c'è sempre salì, siete tutti amici questi. Siamo più che amici, per me sono fratelli perché mi hanno allevato. Perché quelli che tu eri non te la fissi qui, hanno quasi 50 anni. Per certi sì. Ne ho 38, fa un conto, per me sono fratelloni. E c'è stato questo legame qui, sino a che e poi ci diamo l'operazione, ci per aiutare, donc noi quando c'è qualcosa così, per partecipare ci siamo sempre e facciamo sforzo per andare. No gruppo, perché ci è passato, giovani, più che giovani, mica sai, ma una che io immagino che sia chi ne valia bene, Marie Pierre Caviela, a salute se la sente, se la sta assente, ma oggi restano anziani, o primo che mi ha dato lì era Cristofano Sicurani, oggi è sempre qui. E che canta sempre. C'è Filippo Angelini che è qui da voi al principio, c'è Jean-Philippe Bieve che è il fratello di che c'è di voi al principio, c'è Sebastiano Olivi che è di voi al versetto 41 e abbiamo allora un caso con noi, ma sulla città a gente che fanno gli sforzi, abbiamo un amico che faccio parte della famiglia Madrigale, posto che è una famiglia, si chiama Bruno Tomo. Io mi conosco, bene da ufora, se posso dire così, da lontano. Da assai lontano, di Wallis. Di Wallis e Futuna. Allora, è giunto qui perché ha fatto i suoi studi, fanno gli studi e ha fatto un corti, le è piaciuta la corsica, ma si è fatto corso subito. Canta e tutto. Canta, parla corso, canta a messa. Penso che... Dunque, quindi è una broa in noi, che quelli che prendono lo sforzo per essere corso, possono essere corsi, anche se non sono mica nati corsi, dunque di un'apertura. Noi in Madrigale, di tutta maniera, il gruppo Madrigale è come un treno che viaggia.
Noi non abbiamo che amici quando andiamo in Sardegna o Paese Vasco, l'importante due, so che conta o più di un legame e l'amicizia che può avere con tutta questa gente, o ganto ci trasporta, ci fa via ma di mentare giustamente i nostri ganti di qualcosa di importante, ma di mentare lui, a me so che prima per me di un luogo di un ganto. Noi cantiamo perché gli anziani cantavano naturalmente, a certe occasioni, non era mica un mestiere per di cantare, di una maniera d'essere. Una maniera di campare, di sicuro. Di campare. E io penso... Il canto ha anche una funzione sociale. Tutta fatta una funzione sociale. Oggi i tempi scambiano per l'antesa, ce l'hanno da uso tempo, ma per me so che contare di buone ridane, giustamente il canto, non sono mezzo logico. Alors, riparleremo, forse arriveremo più tardi in una madrigale, cioè di noi gestisce il tempo, dunque preparate a cantare una prima canzone, quella di Guardia Gorsa Babal, così intanto con Babido, questa è a Guardia Gorsa Babal, come è nata, quando forse è meno interessante, ma come è che è da questa idea di grande associo di Guardia Gorsa Babal? Perché noi abbiamo inteso parlare di questa storia, ma io non sono mica un storico, e abbiamo inteso parlare di questa storia che mi pare importante, e a un momento non so mica perché mi sono detto che volerebbe parlare appena di più e fare qualcosa. Allora, subito non volevo mica fare assoggi perché sono castighi qui e là. E dopo quando sono entrato in questa storia, perché non conoscevo mica meglio, sono andato a fare ricerche. Ma saluta la memoria di Monsieur Ricci, Jean-Baptiste Ricci. Jean-Baptiste Ricci, un omone, tutto ha fatto. C'è Antoine Marie Graziani, che è ancora più male. Poi come me, non sono mica solo, c'ho le parli di Stefano Marchetti, c'è Raffaele Quidi, Paul Turchi Doriani, Antoine Tramini, Benoît XVI. Ogni tanto vede le funate. Non sono mica aiutato da Adis, non sono mica né di Adis né di Nimo. Sono stato obbligato a sbrigarmi solo. Ma come dire, una storia che a me mi pare importantissima, ho riuscito a impararla, ben intesa, ho fatto ricerche, ho aiutato 6 amici che mi hanno aiutato, perché non si scopre mica subito tutto così. Ma ne ha parlato giusto appunto di tutto questo. Intanto mi sta sentendo una canzone che questa la vorremmo ridroit quando il lavoro sarà finito. È una canzone di Babbo che l'ha scritta che si chiama dunque A Guardia Gorsa Babal. Stiamo a sentire per illustrare giusto appunto che noi abbiamo questa tematica e poi dopo faremo passare la parola forse a telefono o allora continueremo con Ivo Bascola. Stiamo a sentire dunque John Camille accompagnato da chitarra da Cédric Albertini. Antica di Ubaba erede tremende eroi riconosciuti armati soldati fieri e poi amati e per serve di un padre sempre libertà bramata. Un'infame tragedia bigaccia forza e potenza e un re di francesi bi offeso con pretese senza veri graziamenti vanno comperto d'affese. Ma chi sorte maledetta, chi disgrazia cauda, cristiani di trinca ostra, tratta di cungatti vera, di ingiuria e di ingiustizia, senza avere ni
sacrifici fatti, tanti secoli passati, chi per difendere San Pedro, combattente alle fieri, corsi di fede d'onori, rispettati e rinumati. Riposati in santa pace, antichi disignorum, chi di storie di memoria in eternità stampata, canteremo sempre l'inno di Amauna regina. In Cesa di Grisagana ne sarete onorati, perché Dio stru in sedu un bullemu e singrati, vivellemu lampa fiori, presture abilità. Magnifica. Da ringraziare Gian Camelo e Cédric Albertin, una scrittura di Vio Pasquali. L'idea di noi imparare forse ai corsi, a storia in noi, sa storia che lungo ai secoli, si studia appena. È un legame tremendo. Sarebbe ora che i corsi biessino coscienza che ci vorrebbe arrivare a questi legami che sono secolari, mi scappa a risa quando lo si parla di a casa corsa in Parigi, mi face piacere che la sia una casa corsa, ma io penso manca un in Roma, se non c'era stata una casa a Roma per tutti, per tutti i giovani, per la bellezza di stagità e poi per la storia, perché i corsi hanno contribuito allo sviluppo di Roma, mica solo per la Santa Sede, erano al servizio della Santa Sede, sappiamo, ma tutti questi corsi si sono stabiliti. Erano migliaia o migliaia, ma adorato secoli, migliaia di corsi, dunque c'è firmato qualcosa. A me mi si pare, di personale, quando in Roma mi si pare in casa mia, abbiamo dovuto fare forse, perché non abbiamo mai fatto nulla con Roma, perché no, perché mica perché principia arriva ai nostri legami e aiuta anche la gioventù a voler fare qualcosa, c'è un'apertura. C'è Marivene. Intanto mi abbiamo una telefonata, tutto il mondo a questo casco. Amado che si trova in Orezzo, conoscete Amado? Amado, salute. Saluto io qua e saluto io sto invitato. Che se mi posso permettere, oggi quello con il mica Orezzinco può mica partecipare, è difeso. Non riusciamo mica a partecipare. Voilà, un riceviamo che è Orezzinco, Oui. Lo dico per io. Senza chiamare oggi non puoi stare non da che per salutare a Ivio e uso figliolo Ringraziati. Allora come è sta la musa per fare una vallata ma così tua confusa o manda a barata per su sorco di rado d'amicizia in anacquato così. Ti ringraziamo. Bon, a ringraziare di noi per questa testimonianza. A scuola i Vulilli, 5 minuti, ma 5 minuti. Tanta nulla sopadiella, falando per frigiadella, tutti i nostri scolari, capulando gli zinzari, si ne vanno in furelli alla scuola Sizidelli. Tavagna con Muriani, Orezza con Ampugnani, si trovano un crocevia che ne barra una vastia e la rene più lontano, Neseria Cantonvano. Guardate i ministri, approntate gli soscritti, non ci vate più sciaure, bigliate qualche primure, pensate a sti cantoni se così dei capizzoni. Così siamo contenti noi a stiri soparenti, sarteria, allegria,
se la gola sta ugia, si lo sorco è diritto, tanto misteri a zitto, e così. Bravo. Metteremo musica questa E a Bezzo è sempre musica di non l'amica amato, diciamo così. Volevo felicitare Gian Camillo perché non ho mica avuto l'occasione, perché quando l'ha cantato a Varilla. Ah, ti rangati. Mi ha fatto è stato un onore in noi, chi crede, è stato un onore in noi. Amado, vi ringraziamo assai di aver partecipato. Vi saluto e continuate così. Ci salutiamo, Amado. A Bege. Giusto appunto per rivenire a Guardiago Sababal, ogni anno c'è una messa. Giustamente, seguendo tutte le ricerche che abbiamo fatto, eccetera, tutti gli anni facciamo una messa in lingua corsa, brantesa, in Roma. Abbiamo la fortuna che è previsto anche in Roma, tutti... Quest'anno sarà il 27 luglio. Il 27 luglio, dunque è previsto quella. Facciamo questa in chiesa di San Crisogono, che è una basilica, a chiesa nazionale di Corsi. Dunque, consacrata così, non è mica così. No, è consacrata così. No, è consacrata così. E c'è una storia anche più pudente di chi c'è un papa che ha dato l'autorizzazione ai guardia corsi di farsi insebellì nella questa basilica. E c'è assai corsi che sono stati insebelliti nella questa basilica, e perché è commovente, è un luogo che per noi rappresenta assai a fare. Allora noi abbiamo una messa in lingua corsa il 27 luglio e abbiamo la fortuna che accanto a chiesa di San Crisogono c'è la chiesa di Sant'Aga, noi la si trova a Mauna Viumarola. Dirà, siamo obbligati a parlarne, a Mauna Viumarola di una statua che è stata trovata dai corsi di Roma e l'hanno portata nella sua chiesa. Dopo questi corsi hanno fatto una confraternita dell'Arciconfraternità del Carmine, che esiste sempre oggi. E che di un mella con quella di San Giuseppe. L'ha fatto gemella a Compula con quella di San Giuseppe, dunque egli viene qui per San Giuseppe e c'è la confraternita, l'Arciconfraternita di San Giuseppe che parte là per la nostra messa, aperta ancora quest'anno, valentesa, e dunque noi abbiamo questa grande messa e dopo offriamo a serata a tutti i corsi che si spiazzano con i nostri amici di Udrastever, perché c'è il mondo che viene a Udrastever di un quartiere popolare di Roma. Chi è il quartiere di corsi. Magnifico. E ne approfitto per salutare Giancarlo Viviani, che ci sta assente e chi mi aiuta. Ho la fortuna di avere questa persona in Roma che mi ha un corpo in mano, allora veramente tremendo. E dopo giustamente per approfittare di questa stonda a serata, nella serata facciamo un grande ribasto tutti tra di noi. Un cortile di Basilica di San Crisogono, tutti imbuligliati, cantiamo, facciamo qualcosa di forte. E quest'anno ho previsto a Madina di nostra messa di previsto va mettere una labida, una darga, una black, una lastra e in chiesa ce n'è una già anche per ne va mettere una in l'onore di Giampaolo De Lega. Giampaolo De Lega, a gente giocherebbe che l'imparissino qual era questo grande personaggio corso di qua che era in vita in 1400. In 1400 era il nostro Pasquale Bauli di Libica. Ecco, è morto in Roma, è stato insebellito in San Crisogono e dopo non so mica perché ragione hanno portato questo genere in San Francesco Riba. C'era una labida giraduta, non si trova più nulla, non ci sono che iscritti all'antesa. E io per onorare questa persona che era importante per noi, per provare che i corsi importanti, tanto andano in Roma spesso, avevamo una piccola celebrazione, il sabato mattina, in onore di Giampaolo De Lega. E poi, per aver assistito, io personalmente, so già parecchi anni, quando c'è la processione a Mauna Viumarola, e che tanto si finisce, come si chiama, a chiesa Santa Maria, e dunque... Quando le colma gusti che c'è migliaia 2 o 3 mila persone forse anche più e che tanto quella sera vi metti a ma ricordo che ha cantato Dio davanti a Saiante rispettoso e poi a sera non ci aspettavo manca sto onore so quelli che si sono girati e hanno detto cantate davanti a tutto il mondo tutti gli anni e l'aspettano c'è gente in Trastevere che aspetta una messa corsa per bene usava 2 sere ma ricordo mi sono trovato a mezzo così impressionante c'è qualcosa so che si risente di qualcosa di impressionante di perché chi ci vuole
andare sempre, allora aiuti, voglio salutare qua che sia, perché io aiuto ne ho mica, a sola persona che mi segue, che ogni tanto gli con me, la nostra amica Françoise Giavaldini, di là con Isilia, che mi ha un bello corpo in mano. E donc quest'anno, come ogni anno, ci sarà Sammes, parecchi corsi partono, è confradane. Prima ne eravamo più di 500. Questa sì, ma buon più o meno, è regolare la fare. C'è Sylvie Casalta che voglio saluta, che è l'organisazione di Nuovo Viaggio, ha già usato bien, l'autobus è pieno già. Donc déjà i confratelli des anni più che bene, d'altri confradani, Dio Alagna, e poi dopo c'è gente che non sono mica confratelli, ma che bene giustamente assiste a messe e fanno viaggio per Marona a Marone, voilà. Allora, forse che c'è tanto soggetti che donc c'ho l'avanza. Intanto ce ne va di un'altra di Austrigrazione, così pierremo in un tempo di barla. Già una barone non so che ne mentesa ora, perché ne poi sta assente. Già una maniera di salutare a memoria che sia. E che sia che tengo assai caro perché Marcello Tristani non è più con noi, ma dico resterà sempre con noi. Anziano maire di San Giovanni Moriani, fra l'altro. E un poeta reumato. Voilà, per quelli che conoscono la canzone Diana cantata da Guelfucci, glielo l'audora, per dare un esempio di qualità di e Anti Berte mi ha fatto un onore di ami uso Guarnetto, mi ha detto scegli canzone che tu vuoi, so e due. Donc mica tutte di sicuro mi l'aiutano, ma qualcuno che mi teneva a cuore l'ha messo musica e stando erano un altro progetto che aveva. Allora, questi come si chiama? Perché si chiama Momo. Momo, allora Momo, noi non sappiamo mica quale l'era su Momo questi. Momo di un sommere, uso sommere. Allora, senti delle parole, perché questissimo tocchiamo a oggi listo, e la canzone è magnifica, è magnifica. Allora, Cedric Albertini a chitarra e Giancarlo Pasquali a canto Momo. Sanubiato, un mio sommeruccio riccio che ho mai allevato. Come lo s'alleva un micio e così puoi andare a Lucini alle Brandizio. A quale fatto male su puero somerello per avessi lubiato. Portato all'umacello so che face a beura quando roncava la cielo o puero sumeruccio con una cattivera e la via la dolcezza lo calvo e la maniera era di basso sicuro a culero a falera. Ma chi si è rappigliato in stamattina di un'ora, visto dalle altre compagni. E se ne è andato fuori e così non c'è più giunto, ma mi pace in ripiola. Quando egni all'inverno trascinava le mie legne, era per noi un piacere. Per via se mani indegne, noi non avremo più a gioia là insieme. Che lo bruci lo dono, con un'ali le saette, quelli che hanno preso a momo. Abbiano lugori in fette, s'anneghino belli fiumi, si perdino le foreste. Oh, che lui si stiava in paraiso di sommeri che non sia spaisato. A me sa si forestieri e poi sempre pensarci e lo alla sua vita deri. Che lui bruci lo dono con un'ali le saette che li hanno preso a momo. Abbiano lugori in fette, s'anneghino belli fiumi, si perdino le foreste.
foreste, abbiano luoghi in fette, s'anneghino belli fiumi, si perdino le foreste. Allora, questa posso accertare che sarà cantata a un cone melodie in corriere di... E soprattutto lo scopo di chi ha gente piesino e ribiano le canzoni, questo sarà il più bello scopo che ci sarà giunto. E parole Marcello Tristani, a musica quella che trova a melodia, se tu, se quel che sia... Tutte le musiche, so io che trovo melodie non, ce n'è che una che di Michele Cacciaguerra che trova un'altra aria, un'altra canzone, un'altra poeta, e c'è Cedric Albertini no, che mi aiuta assai, che è un mio amico, un fratello. Ci siamo levati insieme. Ci riveneremo a Sobruciti, intanto continuiamo a parlare con Babido di tutto questo. Giusto per rammentare che dunque a Santa Messa si verrà in Roma il 27 di luglio. Dopo la sera c'è la serata corsa offerta a tutti quelli che vanno, ben buligliarsi i nostri amici di Udrastever e a domenica c'è la processione di Mauna Viomarola che dice qualcosa di incredibile. Allora seria a un livello sfarente, ma admettiamo, pensate a Madonna, a Mauna di Lawasina, allora, ma in più rende. Perché a Gidai, ma l'idea è questa, so buia paragona tra virgolette, rappresenta che per i romani. Allora, i romani è importante perché qua andiamo a Mauna de Noantri. Noantri vuole dire noi astri. Perché se gli dico che è qualcosa veramente di importante, il popolare dura 15 giorni a vista. Noi giungiamo infine in vista, ma a principio non per Mauna Viomarola, di Mauna del Carmine, principio usegi. Dunque, quelli cominciano a usare, c'è a vista sino a fine di un mese. Allora, ce che è interessante è che ci abbiamo conto che i romani, allora, come posso dire, perché c'è tre misurare su parole, ma sono fieri di queste commemorazioni, di celebra, si risentono un fervore che forse esiste anche con noi. Non abbiamo più. Peccato, si vale la pena. Usiamo verso, no? Usiamo scienza, enfin, fortuna in corsi che ci sono confradani. Non dico mica che non si passa nulla, ma... Se le zigacce confraterni in Corsica, non c'è tanta affari che ferma. Ma io dico là, fanno tutti un lavoro tamanto perché ci danno un fervore appena più potente che un nostro, ma noi perché usiamo verso. Ma là io mi sto fervore con la rasiedendo. Che c'è la breve mia, c'è tutto che c'è a Bolizia. Penso che di Roma è noi stesso, che è così. Penso mica che c'è, un Trastevere, di vero che di un... È un grosso quartiere, ma penso che in Roma, io quando giro in Roma, ogni quartiere mi ha ubbianto perché è tutto così. C'è abbondanza di storia. E si risente. Una gita nel mondo, c'è un beso di storia. Ci sono le città per tutto il mondo, ma in Roma c'è un beso di storia. Come si è stati visti dai romani, i primi tempi? Si è stati accolti di che maniera? I primi tempi, allora, per l'amico vicino irlandese erano felici di ricerci e di farci scoprire pieno affari. Ma noi siamo venuti appena, eravamo talmente fieri di ritornare con le nostre bandiere, e tu cosa è? Che volevano più la piazza e poi siamo giunti in pacchetto questo c'è da un baile c'è Marico con le so questi bandiere stridi pagine per i garugli un affare nostro mondo e subito fanno via da appena in culo e poi dopo hanno capito perché di Ogume hanno capito perché ci vedi a piacere perché per noi era una maniera di ritrovare una partita della nostra storia che è assai importante. Penso che a tutti i corsi a piena coscienza. Dunque sarà sabato 21 di giugno, non da qui a poco, a 6:30 e ma abbiamo una telefonata che ci viene da Casanova, Maddalena con noi. Maddalena, buongiorno. Saluto Ionca, saluto a tutti i vostri invitati. Salute. Allora, io non lo conosco mica personalmente, ma conosco di fama, tutto ciò che lo fa, di reputazione. Dunque, io va come amato, sapete, ci abbiamo concorrenza. Insomma, ben che trovo delle è andato parecchio. Io volevo parlare 80 secondi. Voglio mica se lunga che io ho un soggetto interessante e zeppo. D'accordo. Allora, è così, dalla bella castagniccia è sbocciato madrigale. Ecco che l'affare biccia sarà l'ombra di Pasquale. Ma Pasquali, o chi dice, scontra a guardia babale. Ecco. Bravo, bravissimo. Allora, Bulia Ibi come
come un pezzetto di sta storia che comunque come tutte le storie dipendono da un affare così, come lo Simbuginelli all'affare. Giancarlo, che noi salutiamo, Giancarlo Viviani. È giunto un corso perché? Perché e lo sta così, già oggi ho saputo che stanno così in Trastevere, è stato battezzato in questa chiesa e non capiva mica perché a chiesa di Gorsi, che ha detto curioso come lo è, deve sapere Pio Pasquale, lo deve conoscere, ha detto io le guarda in questo paese e così è giunto, ha conosciuto un nipote che lavora in un caffè, hanno cominciato a parlare, dopo come fratello è giunto qui a Casanova, ha detto quando sono giunto a Casanova, sapete, ha visto cose di i ritratti, come si chiamano, le litografie di cose di Roma, ha detto ma qui c'è qualcosa e ha avuto torna più l'agio di cercare. Dopo un mio fratello come lo conosce di noi, come ne hai parlato prima, Raffaele Quiligi, ecco, ne ha parlato, ha spuncato, ecco, ha fatto Raffaele. Mio fratello ha detto, se tu vai in Roma vai scontra Giancarlo Herreri te la rampa. È andato e così ha detto ma questo già lo faccio conoscere a Ivo Pasquale e perché te la fare come li hanno e dunque io mi ricordo sono parlato e non conoscevo mica sta storia come parecchi corsi e siamo parlati in Ponte Nuovo quando avete fatto una conferenza in Ponte Nuovo facevo a Canè, mi ricordo. Bene, ricordate così che abbiamo parlato la cosa di Novantri e tutti quei e un collega ha detto, non so più se le Ivo Pasquale quando lui via qualcosa non capisce mai più e anche mio fratello che un giorno sì ma è mutante ha detto tutti in parecchi domini migliorerebbe parecchi gente così, se no è vero che si comunque che qualche sia che conta. Vi ringrazio. Una bella tutte noi GBM, non è mica una per me non sacco, no, ma voi l'avete tutti oggi. Vedo che l'acqua si aiutano, l'acqua di Gigi aiuta Aurezza, è magnifica questa. L'idea di sempre essere non marilate, diciamo così. Allora, sentite, che la urri. Ringraziabile, madame. Tante saluto a tutti. E così te lo canta, canta me. Sì, per principianti, vabbè. Ma non è Michele che ha fatto un riporto Francine Massiani e che ha fatto roba porcina, vabbè, allora vengo. Esercizi cantano le sue. Esercizi cantano. Ringraziabile. Continuiamo dunque di Deosta con Gian Camelo, con Yves, con Cédric Edo che va ad accompagnare a poco a guidare. Parliamo sempre di Sudrawaio, che è in preparazione, dopo bannerà un momento che ci passare per lo studio, per verrà registrare. Tono Gusti di noi è chiamato come si bossui diante di qualità, diciamo così, per accompagnare. Diante di qualità, giovani. Al di là di Cédric, sicuro. Cédric, ma quelli sono di cuore, quelli che mi aiutano e che mi hanno seguito dopo, donc Jean-Paul, Pierre-François, Nicolas e Cédric, che sono come ne parlo manco più perché con tu solo, ma come senza lui non sarebbe nulla, già. Dopo aiutiamo a Giuseppe Mambrini perché per me di un giorno che dia assai talentuoso, donc l'abbiamo chiamato e mi ha detto lavora assai con i gruppi e ha detto sarebbe bene che tu mi arrangi una canzone e fa un registramento qua, mi ha detto easy, ma ha detto subito easy, donc mi tocco perché davvero gente così che ti dicono easy e ti faccia piacere. Dopo poi a noi i fratelli di Doracinta, donc Nicola mi ha arrangiato 2 canzoni in noi e c'è di nome che Cacciaguerra che mi ha arrangiato una canzone di Pedro Santucci che mi toccava assai, si chiama Isolana, la canzone, e voglio uso stinto a Michele che mi ha aiutato in noi, dunque voilà, voglio ringraziare tutti questi. Faccio con tu una bella gullanda di artisti e di gente qualificata, voglio dire. Io sono onorato di avere tutti gli enti in valore così, che mi hanno detto così, che mi accompagnano fino alla fine. Allora,
ci vado a viaggiare, torno tantissimo viaggiare di culo. Allora, è grazione, ben temo qui. Perché dopo muoio mica dopo. No, ci ha lasciato di nuovo appena scopre niente più tardi, poi pian pianino. Una ripresa, allora... Poi voglio arrivare, bon, nel mio soggetto, di ben intesa, c'è stato un artista, un corsi che tocca tutto il mondo, e io sono andato con lui, come dice, è mudo, ci sono gente che hanno l'idol come Johnny e tutti questi, e io Pedro Galfucci, bon, fuori di un uomo in perché un uomo in ha contato assai e conta sempre per me, e Pedro Galfucci per me è stato che sia, che ha contato assai nella mia gioventù, nella maniera di cantare di noi. Ho lì perché un giorno hai messo qualcosa su Facebook e subito... No, metto non da io su Facebook e dirà oh babbo. No, ma hai messo, no, è per qualche sì che ti ha filmato, e hai messo un piccolo commento dicendo, boh, mi si pare che senta a Pedro. Bon, poi si chiede oggi è bene e a maniera di cantare, ma non so mica Pedro Galfucci perché manca appena. Nemica questa l'idea con lui, ma è vero che forse... C'è istinto montagnoso poi ma è sicuro, è sicuro. Allora, stiamo a sentire qual è un'altra gita. Allora, un'altra gita, allora, stiamo a sentire. Vint'anni a te i carugli di sta rabbia lucidello, quanto pedrice lampade una via nu sempre idee, tutto que agua per me conta poco, davanti un sole che si dina mio zerga piano si inchina, o semplicemente un tempo per me diventa paziente. Per me conta poco, martellaio agli i buoni, spesso i muri da labore, a notte caccia l'illusione e mi lascia sola a rabbia per un sogno di poca cosa per campare, un'altra città, un'altra città. Tasia l'anda di sventrati da rai che castagnine, la ericciate cururide si de dire di loghi noi, tutto que per me conta assai, o sto badure i vogu ascia nell'ultimo vanale, un semplice mistero di magia mi son grandato su ogni ore di assai perché la donna campa. Resti un voglio e mille con serigole e peure, voglio un sorriso di luna come quelli a mia mamma, una gita universale con musica regina, la mia altra città, la mia altra città, la mia altra città. La mia altra Ringraziati per questa bella stonda Cédric Albertini, donc, che ti accompagna a guidare. Ivio Pasquale, bon,
s'avanza in delle emissioni, ma di noi disgraziosamente in delle età, non a vita in noi, avete in capo altri progetti, fuori di mantenere, continuare, approfondire ciò che voi di noi, ma come vorrebbe c'è qualcosa di bigui attraverso d'autres guerre? No, che sarebbe appena... oggi sono soddisfatto di ciò che ho fatto sinora, mi sono impegnato in dei affari che mi sono messo in capo e in cuore, soprattutto i cuore. Poi so che ho fatto con passione, con appena mi dà, perché senza essere appena scemo è difficile fare qualcosa, perché c'è di che abbandonati urti. Quindi anche a me è senza aiuti. Per tarucare. Non che non aiutato. Per tarucare. L'affare l'aiuti. No, ma dico quando gli vengono, quando lo giorno c'è di che fa meraviglie, bon. E senza aiuti è più difficile, ma femo gli stessi. Perché lo fai assai, anche perché noi come madrigale siamo i più giovani e poi ha tutto quello in mano e un legame fa di sicuro, ma lo stradio che là non c'è niente che avete ed è vero che se tu hai due aiuti o gente che ti chiamano è più facile, capisci? E penso che io tanto... No, ma forse che al di là, per sì, al di là di sul fatto che non hai mica aiuti così, forse che cambierà a Ibrego. L'idea è forse di capire di noi che forse so che per voi è essenziale, per voi e per tanti altri, per certi è appena che li amusino. Non so se... allora, per me il lavoro è fatto, io il mio lavoro a me dirà dramandire. E di va più a coscienza a gente, dire quello è più importante, che di più siano coscienza che abbiamo un patrimonio importante e di mantenerlo. E io volevo tramandare un poco che conosci e basta, non che io riesciuto. Quando ho principiato, parlo l'anno 80-90, per cantare una messa, dire un castigo tremendo, se non c'era mica gli Amadialesi, mai Toni, tutti questi amici qui, querchiuni di Ganta, così noi ci andavamo a picchiare giustamente Pedro Guelfucci, Jean-Luc Raclot, non c'era quasi niente, non c'era mica credere, ci a piangere perché si aveva una messa che quello. Dunque oggi e beh, chi ne avete formato? Giustamente, riesci da dire qui, quando vivevo con Ganta, quando vedevo i giovani che cantano, mi piaceva a me di qui. Io penso che ho fatto qualcosa che ci voglio fare, per me ci voglio fare, l'ho fatto, dunque a chi può su mandato. Ho fatto un lavoro che volevo, per la sua giocata babale per me, ho fatto un lavoro, un passo tremendo, da una storia che non conoscia, so che ho fatto a so che famo oggi. Nuovamente voletiva, si sa che erano presenti in Roma. Poi è un affare tremendo, dunque di una riescita, il lavoro di Uganto, di Madrigale, tutto che, di una riescita di noi, tanto meglio per quei giorni seguiti, permesso che conto più di un senso. Non doit trovare sempre sa via Magosti, sa passione che vi porta, perché... Penso che si spiega mica, là, e voleva perché di qualcosa che ti porta a cuore. Penso che non si dice manco perché lo faccio. Ma al momento è più tardi di sicuro, poi toccherà di nuovo a te. Ho cominciato già. E a tant'altro di dramandare questa maniera. Faccio un cervione con la DSEC, c'è a scuola. Ampago a Badiel, salutiamo il lavoro della DSEC. È essenziale questi di noi. Di Gorine, di tutta la squadra. E Bagemo Vorti. E mi hanno mandato, aveva fatto 3 anni che ho lavorato con lui, di fare qualcosa e di imparare a cantare un Badiel. Dunque, ora siamo a 10 giorni, abbiamo imparato a Badiel, la terza madrigale, e ora conosciamo messi in morti. E cominciamo ad andare a cantare quei messi per la gente che hanno bisogno. Ma non potremmo mica fare tutto il mondo perché dopo è un castigo, ma sono già 3 o 4 mesi e che sono fiero e penso che Babbo sarà fiero di vedere che io sono fiero di noi tramandessi tutto lo sapere. No, è vero che oggi parliamo di matrimonio perché sono aggrei, quasi tutto il mondo vuole la sua messa. Non c'è più niente dando. Per me voilà, ce che conta di un senso, di volere la messa di ma se le per avere i glun che vengono a cantare, quindi sta fare, ce la rimette appena di senso giustamente a tutto ciò che abbiamo perso e penso che quelli che facciano questo a tramandare giustamente sto sapere e con fratelli facciano un bel lavoro.
in coscienza che deciso, e a gente che giustamente facciano viaggi ai sposi noi, cioè che li capiscono, tutto fatto, che li capiscono o è senso giustamente di sto fatto qui, mica un'animazione. Ma è complicato di trovare gente in nuova per cantare. Di sicuro, come è potente mancano mica quelli che conoscono? No, perché non parlano più qui. Non parlano più che per me, ci sono certi che sono impegnati come me di mia generazione. A mia generazione penso che ce ne parecchi in più, ma quelli sotto penso che io penso che io canto un Corsica, per me io canto un padilla, perché il principio di tutto che tu pianco una canzone canto per me io canto già padilla, sei tutto. E se tu conosci mica Doasa, non te lo canto, per me non c'è più nulla. Donc, a volte imparano le idee, li abbiano una chitarra, non sanno manco più che li cantano. E vanno e cantano, ma tutto ciò che le messe, tutto che non sanno più. Ce n'è pochi. Ci sarebbe forse tante cose a dire e anche a contrastare, di sicuro, con ciò che noi sentiamo. Di noi, perché ci avviciniamo a fine, abbiate a dire religione, di qualcosa importante assai per me voi. Per me è assai importante. Ce ne puoi parlare così appena? Giustamente, noi quando vediamo il basso, allora, io sono assai fiero di giovani madrigali che veramente sono giovani a senso, perché Dio ha senso e lo spirito che conta. Noi quando andiamo a cantare una messa, cantiamo una messa per aiutare la gente a pregare, e preghiamo allo stesso tempo. Non andiamo mica a messa per fare un'animazione. E penso che è importante di rimanere a oase di un nostro cristianesimo. Io quando ero residito durante le chiese erano piene a Soviode, c'era un altro senso, c'era un rispetto tremendo. Ora vanno cantare per gli non domandano manco più l'autorizzazione, entrano in chiesa come una sala d'animazione, non so mica, c'è qualcosa che si perde, e penso che il sacro deve restare sacro. Ed è importante per noi avere una maniera di campare come l'hanno i nostri anziani, non c'è mica perdere che di un bel per noi, di un più, e ce lo mantengono. Dunque noi abbiamo con fede, noi quando si parla di religione, di chiese, quando non parla a messa ai giovani, io non parlo tutto, perché di come, perché cantano qui, come cantano. Perché se tu canti a messa che tu non sai mica perché a canti, e tu canto qui, chi vuole lì, non serve a nulla da imparare a messa. Perché ci ho imparato a messa, ma dopo con tutto ce la mette a senso. Per esempio, poi ci contate assai. 2 settimane fa, qui i giovani in Cervioni, che sono assai fieri di elli, abbiamo chiamato a Monsieur Bocchetciampe, nostro père Bocchetciampe, Christophe, ha detto, io vorrei che tu anni in chiesa, e così mi ha spiegato esattamente il senso di messa, vivi di morti. E ci siamo messi un'ora e mezza a posare, e tutti i miei sono messi a posare, abbiamo scritto tutto, e sono sortiti di qui, sono stati fieri perché sanno perché l'hanno cantata. Allora, Badia Brega, assai creazioni, successi, voilà, avremo occasione sicuro di parlarne d'ora, quando tutto questo sarà finito, che sarà pronto per essere presentato al pubblico. A rimentare prima di Gappiabi che dunque il 21 di giugno in Rabadio, dunque in Orezza ci sarà su scontro, sono 25 anni che si scontri esistono, corsi, sardi, georgiani, dunque in Rabadio. Basta andare, non c'è mica bisogno di ridere a Soviet, eccetera. A Guardia Gossa Babal, dunque a messa, Santa Messa che si va ogni anno, no quartiere di Odrastevere in Roma, si baserà quest'anno 27 luglio, mi sbaglio mica? Tutto a fatto, e io voglio approfittare per ringraziarti di un lavoro che hai fatto in 2015, come tu sei venuto. Ma per noi è stato importante perché un solo filmetto che ci ha messo veramente in davanti, e se tu che l'hai fatto, ti ne ringraziare oggi davanti a tutto il mondo. Ringraziati a te di noi, a tutta la tua equipe di aver partecipato e ci ha invitato ad ora. Voglio ringraziare Cedric Albertini. Non parla mica meglio, io parlo tanto. È timido. Ma è sempre come è giusto Beric, avevamo la storia di Uciocio, non parla tanto ma si interessa. Hai visto lì, a Moirita. D'accordo. A ringraziare a Justin Pianigiani, Teo Lacombrado, Patrizia Gambone, Nicola Di Giacomi, Esquadri Basta Prod, vi prego a tutti un più bello e a obiege di ritrovarvi per un'altra emissione a un distion. Allez, a tutti.